Buongiorno amici montanari, buongiorno. Oggi siamo in compagnia di Nicola, eccolo là. Ciao. Abbiamo parcheggiato l'auto al parcheggio di San Ubaldo, poco sopra Cortina, e abbiamo in mente di fare un giretto di un paio di giorni, ma in modalità così molto soft, perché stasera dormiremo in rifugio, a rifugio Fodara Vedla, quindi zaini leggeri, percorso relativamente tranquillo, lunghetto ma tranquillo, e quindi così insomma, meteo un po', vabbè, speriamo che tenga, e basta. Noi ci vediamo lungo il percorso e buon video.
Iniziamo bene, amici montanari. Bene, bene. Allora, noi siamo praticamente arrivati, perché è lì, alla strada forestale che adesso va verso Malgarastua e poi torna giù al parcheggio. Quindi direi che grosse cose da farvi vedere ancora non ne ho, e potremmo fare il punto di questa escursione, qualche considerazione. Che dire, percorso lunghetto, soprattutto il primo giorno, perché dopo vedrete dalla scheda tecnica, però di chilometri ne abbiamo fatti abbastanzetta, per niente difficile dal punto di vista tecnico, perché quasi tutta, almeno il primo giorno era quasi tutta strada forestale, e quindi niente, solo da camminare, tanto fiato e via. Il rifugio Fodara Vedla, bellissimo, praticamente un albergo, ottima accoglienza e basta. Questo secondo giorno molto più panoramico, avete visto dalle immagini, però anche qui nulla di difficile, solo gamba e via andare. Eccoci, adesso siamo sulla forestale, quindi sì, diciamo che tante cose da dire non ce ne sono. Come avete notato, niente volo col drone, perché qui non è permesso, siamo in parco naturale, non è concesso il volo col drone in queste zone, e quindi è rimasto a casa. Anche guardando sull'applicativo di Flight è indicata come zona no fly, e quindi niente da fare. Bene amici, io ora come sempre vi lascio alla scheda tecnica e noi ci vediamo fra un po' per i saluti finali. A dopo! Per questa escursione prendiamo come riferimento la carta 03 della Tabacco. Partiti dal parcheggio in località Sant'Uberto, si prende il segnavia 10 che su strada forestale risale da Val di Fanes. Deviando nel bosco è anche possibile visitare la cascata Sbarco de Fanes, dove si trova un magnifico sentiero che conduce dietro la cascata stessa. Seguendo sempre il sentiero 10 si giunge al lago di Limo. Da qui, restando sulla strada bianca, si giunge ora su segnavia 11 al rifugio di Fanes, da dove, proseguendo su segnavia 7, si scende prima al lago del Picciodel e quindi al rifugio Pederù, da dove inizia la salita verso il rifugio Fodara Vedla, dove ci si fermerà per la notte. Partiti dal Fodara Vedla, sempre su segnavia 7, si giunge agevolmente al rifugio Sennes, da dove si sale tramite il sentiero 6A al rifugio Biella. Dal Biella inizia la discesa sul sentiero 26 che conduce prima al lago Grande Foses e quindi, su ripida discesa, a intercettare la strada forestale che, ora con segnavia 6, porta a Malgarastua e quindi al parcheggio di Sant'Uberto. Eccoci amici montanari e saluti finali. Purtroppo per questo video saranno così perché ho perso l'ultima clip che avevo registrato sul posto. Spero che questo video vi sia comunque piaciuto, in tal caso lasciate un bel like, un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate e condividetelo per farlo conoscere anche ai vostri amici. In descrizione vi lascio il link alla scheda tecnica sul sito di Orme Montane e il link all'articolo sul sito di Mountain Tribe. E come sempre, ciao montanari, buona montagna a tutti!